Hermes De Crignis, candidato consigliere atleta alle elezioni federali del 31 marzo a Modena, perché la candidatura De Crignis? Ma direi che è un po' che stavamo valutando l'opportunità di scendere un momentino in campo, anche perché abbiamo da tanti anni molti campioni e abbiamo invece pochi riferimenti per quanto riguarda la fisica. A me personalmente è stato chiesto da Roda se potevo dare una mano nel campo di mia competenza, che era perlomeno quando ero giovane, che era quello del salto, e comunque anche per le competenze acquisite dal punto di vista amministrativo. Io ritengo che se lavoriamo bene, abbiamo davanti i mondiali e le Olimpiadi, dovremmo riuscire ad organizzare un lavoro importante ma che abbia anche sostegno economico, perché è determinante. In questi ultimi anni tutti hanno vissuto una situazione, anche perché la situazione economica è difficile, abbastanza movimentata dal punto di vista della gestione non solo dei singoli atleti ma delle singole specialità. L'importanza è quella di mettere in moto e in cantiere chiaramente un metodo di gestione che sia unitario per tutti ma che anche sia proporzionato, riteniamo, per quelli che sono i risultati ottenuti dalle varie specialità. Cosa deve fare quindi la FISI da qui a Sochi 2014? Ma la FISI dovrà sicuramente trovare uno sponsor che dia un sostegno importante a quella che è la realtà del nostro sport in Italia, deve avere dei rapporti col CONI che siano ottimali, altrimenti diventa veramente difficile la gestione di tutti gli sport invernali, e deve avere una linea ben condivisa da parte di tutti. Io ritengo che il gruppo messo in campo da Roda possa dare comunque delle ottime sensazioni, anche perché dal punto di vista organizzativo Roda non è sicuramente secondo a nessuno. E comunque importante direi è che ci sia una presentazione di quelli che sono i candidati regionali, che dal mio punto di vista vanno comunque sostenuti tutti dalla nostra regione, dalla nostra realtà, per riuscire poi a portare realmente qualcuno in fisi. Io non faccio sicuramente una battaglia contro la Paruzzi, anzi andrò assieme a lei e faremo magari un po' di battaglia assieme proprio per convincere la gente a venire a votarci. Poi chi avrà le spalle più larghe cercherà, magari con l'aiuto dell'altro che rimane fuori, o se potremo andare su tutti e due meglio, ma cercheremo di collaborare al massimo. Non sarà sicuramente una lotta, perché chiaramente la Gabriella è la mia amica da prima, lo rimarrà adesso, lo rimarrà anche dopo.